Devo dire che in questa settimana circolano dei segnali positivi, no? Anche vedo uno studio Confartigianato dice che abbiamo un incremento, diciamo così, del PIL nel Veneto di circa oltre l'1%, con 20.000 nuovi occupati. Abbiamo la disoccupazione giovanile in Veneto, questa è una cosa non da poco, è la seconda regione in Italia, seconda solo al Trentino, e poi si vedono altri dati anche in questa macroeconomia che si dice che scoprono il tesoretto perché la produzione, il PIL sta aumentando. Ovviamente questi sono tutti dati medi, quindi vuol dire che c'è qualcuno che sta peggio e qualcuno che sta meglio. Un modo, quello che un po' ha salvato il mondo dell'edilizia è stata questa idea che ha avuto, che noi abbiamo individuato così, chiamato fisco buono, che sono questi bonus per i lavori in casa, cioè questa defiscalizzazione. Pensate che nel 2014 sono state presentate 1,7 milioni di domande e quindi un volume enorme. Il 2014 ha prodotto un livello di 28 miliardi di investimenti, quindi vuol dire che il cittadino privato nel 2014 tra ristrutturazione e riqualificazione ha investito 28 miliardi. E questi sono dati sicuri perché vengono calcolati in base alle ritenute che vengono trattenute sulle fatture pagate. L'unico dato è che sono lordi, cioè sono comprensivi di IVA. Questo dimostra un'altra cosa, perché se noi complessivamente dividiamo i 28 miliardi per 1,7 milioni di domande, vediamo che il lavoro è al di sotto dei 20.000 euro, cioè ogni lavoro mediamente vengono investiti circa 20.000 euro. Quindi questi sono i lavori che aiutano l'economia locale, cioè aiutano l'artigiano, aiutano la piccola impresa che lavora sul territorio. Negli ultimi anni abbiamo visto che il riuso, cioè il fabbricato esistente, la ristrutturazione del fabbricato esistente è continuamente cresciuta come percentuale, passando da quella che una volta era al di sotto del 50%, perché ristrutturare costa di più, ma ora costa meno grazie agli incentivi. Abbiamo che la percentuale di riuso è arrivata al 70%. Il nuovo, ma ce ne accorgiamo tutti, è sceso ai livelli del 30%. Quindi gli investimenti che noi possiamo fare, e siamo qui per promuoverli anche questa sera, riguardano in particolar modo i fabbricati esistenti. Abbiamo avuto 66 miliardi di investimenti, di cui 47 riguardano investimenti solo per l'aspetto abitativo. Lo sgravio IRPEF è stato un paracadute per l'occupazione edilizia, l'ho detto prima, solo nel 2014 vale circa 280.000 posti di lavoro, se consideriamo l'indotto va sopra i 400.000. E come ho detto prima, l'occupazione nel Veneto comincia a salire, infatti abbiamo un 1% in più di aumento con 22.000 persone in più al lavoro e la disoccupazione comincia a scendere. Ora noi qua questa sera, e poi vedremo alcune conclusioni, cercheremo di portare a voi, ai cittadini, di chiarire alcuni dubbi, se ancora ci sono, in questo tipo di contribuzioni, di defiscalizzazioni, che in realtà sono molto semplici. E abbiamo creato il ciclo completo, cioè abbiamo le associazioni di categoria di artigiani che quindi possono eseguire questi lavori, abbiamo nella persona del perito Maurizio Toffolo che ci spiegherà cosa significa, quali sono le parti che possiamo, i lavori che possiamo portare in detrazione, quanto anche possono costare, quanto sono i benefici. Poi abbiamo allo stesso tempo abbiamo anche creato il prodotto finanziario che attraverso la banca, la BCC San Biagio, e dove abbiamo presente sia il Presidente che per dimostrare quanto abbiano interesse anche loro di promuovere tutte le iniziative imprenditoriali del territorio, e poi il dottor Paolo Messina che ci spiegherà il prodotto che è stato creato appositamente per questo tipo di attività. Poi abbiamo il dottor Simonato che è il consulente del Confartigianato, io lo chiamo l'amico del Confartigianato, che ci spiegherà cosa significa chi ha diritto alle detrazioni fiscali, in che modo, se sono più o meno complicate. E alla fine abbiamo anche un intervento del dottor Silvestrin che ci darà delle informazioni su dei prodotti innovativi, perché l'edilizia non è rimasta ferma, si evolve continuamente, ci sono dei sistemi tradizionali per ristrutturare, ma ci sono anche
dei sistemi, diciamo così, delle modalità innovative per farlo. E quindi abbiamo cercato di chiudere il cerchio ricordando una cosa, che il mercato dell'edilizia, anche quello immobiliare, soffre un po', lo sappiamo tutti. Però è anche vero questo, che un fabbricato ristrutturato, riqualificato sul mercato è sempre comunque più appetibile, sia dal punto di vista del valore ma anche della commerciabilità. Quindi è anche impensabile non riqualificare un fabbricato. L'Italia è piena di fabbricati degli anni 70-60, non si può non metterci mai le mani e farci un po' di manutenzione. Lo Stato in questo momento ci aiuta in maniera consistente, restituendoci un 50% dell'investito o addirittura un 65%. Ecco, io vi ringrazio, ho concluso. Normalmente, se non ricordo male, parte Maurizio Toffoli con la parte, diciamo così, tecnica. Vi ringrazio. E benvenuti innanzitutto così numerosi, sono contento di vedere una sala così ben piena. Io porto il saluto di Banca San Biagio e farò un intervento brevissimo proprio per non togliere spazio ai relatori che io ho già assistito a un paio di interventi su questo tema e vi assicuro insomma, che l'argomento è interessante. Poche parole su Banca San Biagio. Banca San Biagio è una banca di credito cooperativo formata da circa 10.000 soci del territorio, che va dalla zona qui del Sud Friuli, quindi dalla Tisana a Lignano, e va a finire fino alla Motta di Vivenza e Jesolo. Qui a San Michele, diciamo così, mi trovo anche bene perché in realtà è nata dalla fusione della banca di credito cooperativo di Fossano di Portovale e quella di Cesarolo Bibione, e quindi le vostre genti sono coloro anche che hanno poi dato vita a questa banca che dura ormai da 120 anni. Si rivolge alle famiglie, si rivolge alle piccole e medie imprese, agli artigiani, agli agricoltori, e proprio questa sera proprio tutto quello che è l'ambiente degli artigiani e dei lavoratori del settore, in questo caso perché tutti i connessi sono, diciamo così, molto interessati e molto attivi anche tra la clientela della banca. E assieme al Confartigianato Portuale e anche agli altri enti di rappresentanza delle imprese è stata iniziata questa collaborazione, dalla quale è nato un prodotto specifico che poi il dottor Messina vi illustrerà e che va proprio mirato proprio per questo tipo di interventi. Noi possiamo dire che siamo contenti perché ho sentito che c'è qualche segnale di ripresa da parte della banca. Possiamo anche dire che effettivamente qualche mutuo per costruzione, anzi per acquisti e piccole ristrutturazioni si è visto, e quindi i segnali da zero cominciano ad andare, anche se con piccoli passi, vanno verso l'alto. E quindi io spero che anche questo tipo di attività possa essere a beneficio di tutti coloro che poi fanno i loro investimenti, e noi speriamo di poter dare uno strumento valido ed efficace. Buonasera a tutti, adesso cominciamo a vedere nel dettaglio la differenza, diciamo, che c'è tra le due misure, quella di ristrutturazione e quella di riqualificazione energetica. Allora, innanzitutto la ristrutturazione riferita al 50% è riservata agli edifici residenziali e quindi può essere usufruita da tutti i soggetti, persone fisiche e comunque chi paga l'IRPEF. Mentre per quanto riguarda il discorso della riqualificazione energetica al 65% può essere usufruita oltre che da questi individui anche dalle imprese. E tutte e due le misure hanno come termine il 31/12/2015. Il 50% il prossimo anno dovrebbe ridursi al 36%, però continuare, mentre il 65% per il momento non abbiamo notizie che possa continuare. Quindi attualmente, analizziamo un attimo velocemente, il 50% ha un limite di 96.000 euro fino appunto al 31 dicembre di quest'anno, e può comprendere, diciamo, tutti quegli interventi che vengono fatti dalla manutenzione straordinaria in su, quindi installazione di ascensori, sostituzione di fissi esterni, serramenti, interventi finalizzati al risparmio energetico,
che però diciamo, non raggiungano determinate prestazioni energetiche, altrimenti possono essere anche trasferiti, diciamo, con l'agevolazione del 65%, a recinzione di aree private e qualunque altro tipo di intervento. Chiaramente tutto quello che parte dalla manutenzione straordinaria in su rientra in questa agevolazione, quindi anche il restauro, il risanamento conservativo degli immobili, quindi interventi più sostanziali, più importanti, che possono riguardare appunto adeguamento di altezze dei solai, apertura di fori e quant'altro di più importante, non la manutenzione straordinaria. Andiamo alla ristrutturazione edilizia che naturalmente può prevedere anche la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria, modifiche delle facciate, trasformazione in una soffitta per esempio in una sala abitabile, costruzione di servizi igienici, in ampliamento e superfici e volumi esistenti. Per quanto riguarda invece il discorso condominiale, le parti comuni dei condomini hanno un ulteriore beneficio perché rientrano anche le manutenzioni ordinarie. Quindi su questo capitolo è molto importante perché per i condomini, per esempio, rientrano le architetture, l'impermeabilizzazione di tutte le terrazze, la sostituzione di pavimenti, infissi, il rifacimento di intonaci interni, quindi rientra un po' tutto. E questo è una bella agevolazione chiaramente per i condomini. Alcune tipologie di interventi possono anche essere individuate con l'eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di bonifica dell'amianto, interventi di misure protettive, quindi impianti di allarme, recinti, grappe e quant'altro, e anche l'installazione di impianti fotovoltaici. Altre spese che rientrano in questi 96.000 euro complessivi sono anche quelle di progettazione, gli oneri di urbanizzazione e qualunque altro tipo di spesa inerente o necessaria per poter eseguire il lavoro. Un ultimo accenno va fatto anche alla possibilità di poter usufruire di uno sgravio per l'acquisto di immobili fino a 10.000 euro, IVA inclusa, dove praticamente rientrano anche alcuni elettrodomestici, chiaramente devono essere in classe più A, forni e quant'altro. Andiamo a vedere rapidamente cosa prevede invece la misura del 65%, quindi anche questa, come dicevamo, ha come scadenza il 31 dicembre 2015, la spesa massima detraibile è di 100.000 euro e le rate sono sempre di 10 anni. Su questa misura chiaramente rientrano tutti quegli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, quindi tutto ciò che fa risparmiare per il mantenimento, diciamo, dell'involucro edilizio. Per darvi alcuni riferimenti, possono rientrare chiaramente gli interventi su strutture opache verticali e sugli infissi, quindi sostituzione degli infissi. In questo particolare ambito rientrano anche quelli interventi sulle schermature solari da poco, con un limite massimo di 60.000 euro. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua sanitaria, chiaramente anche questo ha un limite di 60.000 euro, sostituzione di impianti di climatizzazione, quindi le caldaie e condensazione, con un limite di 30.000 euro, e anche in questo caso si possono chiaramente detrarre anche le spese relative alla progettazione, all'IVA e agli oneri di urbanizzazione. Allora, lo ripresento, il dottor Valerio Simonato ci farà la parte fiscale. Bene, buonasera a tutti. Il mio compito è quello di mettervi in evidenza per somme linee guida quelle che sono le agevolazioni fiscali legate a questi interventi. Quando parliamo di queste agevolazioni fiscali parliamo di detrazioni di imposta sotto il profilo fiscale di 3 tipologie di interventi, che sono gli interventi per il recupero edilizio, gli interventi per il risparmio energetico e gli interventi del bonus
dentro anche del bonus mobili ed elettrodomestici. Quindi queste sono le 3 misure che vengono agevolate, dove chiaramente c'è sia l'aspetto di tipo oggettivo che è stato elencato qui, diciamo, ma anche l'aspetto di tipo soggettivo a chi spetta il movimento. Una formalizzazione: come incidono queste agevolazioni sul reddito, per essere tutti chiari? Incidono come detrazioni di imposta. Di solito nella tecnica fiscale, quando si parla di abbattimento del reddito, si utilizzano 3 termini: gli oneri deducibili, che vanno ad abbassare la base imponibile su cui calcolare l'imposta lorda, poi si parla di detrazioni di imposta che invece vanno ad abbassare l'imposta lorda che il contribuente dovrebbe versare, e il terzo tipo di intervento è il credito d'imposta che può essere riportato negli anni precedenti. Queste misure, come incidono una volta calcolate il loro importo, la loro entità, incidono come detrazioni di imposta. In altri termini, il contribuente, fatta la sommatoria di tutti i suoi redditi, tolto gli oneri deducibili sui quali questi interventi non hanno nessuna applicazione, calcola l'imposta lorda e, calcolata la detrazione di imposta, decurtano l'imposta lordo di questa detrazione di imposta. Con che rischio? Con il rischio che eventualmente la detrazione di imposta potrebbe essere superiore all'imposta lorda. Automaticamente quell'eccedenza si perde nell'anno successivo, mentre il credito d'imposta, se questa ci fosse, continuerebbe negli anni successivi. Per fare un esempio semplice e capirci, se il reddito è 100, no? E su 100 la mia imposta lorda è 55, perché queste sono le misure purtroppo della nostra tassazione, e io in base a questo intervento ho una detrazione di 50, vorrà dire che pago imposta per 5. Se la mia detrazione è 65, non pago nessuna imposta, però i 15 li perdo e vado avanti. Allora questi 3 bonus, oggi come oggi, fino al 31/12, e questa è la bella novella, no? Godono ancora di quelle detrazioni potenziate, maggiorate, che, tra virgolette, sono state prorogate dalla legge di stabilità del 2015. Quindi, tutto sommato, il campo in cui la visione, diciamo, della politica fiscale è quella sicuramente di intervenire su queste agevolazioni, perché nessuno garantisce che dal 1° gennaio 2016 siano ancora in piedi, anche se oggi come oggi c'è una misura a regime che dovrebbe portare tutte queste detrazioni al 36%. Quindi oggi come oggi abbiamo le misure di queste detrazioni potenziate e la sicurezza della validità di queste detrazioni, che vanno il 50% per gli interventi, 50% per gli interventi di recupero edilizio, il 65% per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico e il 50% per il bonus mobili ed elettrodomestici. Queste misure potenziate dal 1° gennaio 2016 diventano un tutt'uno e valgono il 36%. Aggiungo, forse col dubbio e con il timore che la crisi economica, che anche il 36% in sede di riformulazione dei conti possa dal 1° gennaio 2016 essere, non usiamo la parola abolito, ma sicuramente anche drasticamente ridotto. Anche se da una parte si dice che queste agevolazioni incentivano anche lo sviluppo dell'economia, ma dall'altra parte, per recuperare il gettito fiscale, si pone, diciamo, in essere una politica stata di abbattimento, di riduzione sensibile anche di queste agevolazioni sotto forma di detrazione di imposta. Quindi tutto sommato, una volta vinto questo quadro, dobbiamo dire, così solo per ricordarlo, ma poi lascerò magari a qualche domanda qualcosa di più particolare, dobbiamo dire che come l'altro potenziamento è il limite della spesa, perché la detrazione per il recupero edilizio vale oggi come oggi il 50% su un limite massimo di spesa di 98.000 euro.
per unità abitativa. Quindi tutto sommato questa misura dal 1 gennaio 2016 diventerà il 36% su un limite di spesa di 48.000 euro. Per quanto riguarda invece gli interventi di risparmio energetico, la detrazione maggiorata che è pari al 65%, qui il limite di spesa bisogna vedere la tipologia dell'intervento, e attraverso un tecnico ci sono tutta una serie di tabelle che vanno dai 30.000 euro di limite di spesa per certi interventi e arrivano in qualche caso anche i 100.000. Quindi qui sicuramente bisogna delineare l'intervento in questo. Cosa succederà dal 1 gennaio 2016 di questi tipi di interventi? Che sicuramente diventeranno ricomprensivi di tutti, perché oggi come oggi o scegli uno o scegli l'altro. I due interventi non sono cumulabili, voglio dire al contribuente, se l'intervento può ricadere in queste sfere, l'altro sarà lui a scegliere per quale. Dal 1 gennaio ci saranno solo interventi cumulativi di tutto e il limite di spesa dipenderà a seconda e si abbasserà in 48.000 euro, e per gli altri limiti di spesa ci saranno queste tabelle, no? Il bonus invece a redditi elettrodomestici, il limite di spesa, la detrazione oggi come oggi maggiorata del 50%, si ridurrà al 36% e nello stesso tempo il limite di spesa di 10.000 euro, diciamo, sparirà. Quindi il bonus, oggi come oggi, il bonus a redditi elettrodomestici non ci sarà più per quanto riguarda il 2016. Alla luce di questo voi capite che il 2015 è sicuramente l'anno dove le agevolazioni fiscali, i bonus fiscali relativamente a questi sono maggiorati, potenziati e sono nei limiti del possibile da usufruire. Un'altra considerazione, tutto sommato poi, una volta scelto l'intervento, che magari nasce anche da altri tipi di opportunità, ma che ha alle spalle questa agevolazione fiscale, deve essere attentamente seguito, perché sicuramente l'esperienza di tutti questi anni ci ha portato a noi fiscalisti a vedere di alcune spese sostenute, ma dove la documentazione non era formalmente corretta. Vi assicuro e vi sottolineo che il fisco dà sicuramente prevalenza alla forma sulla sostanza, e dove si facesse un intervento di questo tipo non abbinato da una documentazione fiscale adeguata e conforme alla norma, sicuramente non riconoscerebbe queste detrazioni. Alcuni esempi, tanto per dire, di ordine pratico di tipo operativo. Sicuramente bisogna che la descrizione che la fattura dell'azienda fornitrice fa al contribuente sia la più precisa possibile, soprattutto nella descrizione, no? Quindi tutto sommato evidenziare anche nella fattura che quel tipo di intervento, la descrizione di quel tipo di intervento è un intervento che è agevolabile, ma in base a quelle slide di prima geometra vi metteva in evidenza. Una mancanza di informazione adeguata, di una descrizione incompleta, può dare origine all'ufficio a una contestazione per il disconoscimento di questa agevolazione. Seconda cosa, magari banale, sarà anche banale, ma che ci sia una corrispondenza fra il destinatario della fattura, che è colui il quale poi usufruirà di questa agevolazione, e il bonifico bancario che documenta questo. Talvolta la fattura viene intestata al signor A e il bonifico viene fatto dalla moglie B. Questa è sicuramente un'irregolarità formale che può portare al disconoscimento, diciamo, dell'agevolazione su questo. Anzi, qui, se effettivamente strada facendo nel corso dell'anno ci si accorgesse che ci sono delle irregolarità, ci sono dei meccanismi per poterle correggere, basta rientrare nel periodo di imposta.
Quindi il destinatario della fattura è colui quale deve fare il bonifico, no? Terzo, modalità operative di fare questo bonifico, che sono, diciamo, è indispensabile questo e che dà origine ai maggiori casi in cui viene disconosciuto l'importo. Allora la legge cosa dice? Innanzitutto questi pagamenti possono essere fatti solo ed esclusivamente per bonifico bancario o postale. Non valgono altre forme di tracciabilità di tipo bancario. Non si può pagare con la carta di credito o di debito, non ci possono essere assegni né circolari né bancari, ma l'unica forma è questa. Apro una parentesi e ne chiudo: solo per il bonus dei mobili e degli elettrodomestici è consentito il pagamento con la carta di credito e con la carta di debito, oltre al bonifico bancario e postale. Quindi sicuramente quando si va in banca e si dà l'ordine del bonifico bancario, oltre a che la causale del bonifico, oltre al codice fiscale di colui che dovrà avere usufruire delle agevolazioni e al codice fiscale della ditta, si dovranno mettere gli estremi delle fatture che con quel bonifico si intendono saldare. Perché questo? Perché la banca deve operare al momento della dichiarazione di questa causale una ritenuta a titolo da conto nei confronti del fornitore che era fino al 31/12/2014 del 4%. Poi, per fare un po' di più gettito, l'hanno raddoppiata e dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è dell'8%. Se mancasse questa ritenuta da parte della banca, non c'è nessuna ragione per poter avere l'agevolazione. Quindi sicuramente l'informazione in rapporto del contribuente, che in primis deve capire se quell'intervento è agevolabile e in quale definizione rimane, cioè di intervento per recupero edilizio o per intervento per risparmio energetico, e quindi subito un'individuazione di questo. No. 2, dopo aver fatto questo, di capire che i bonifici si collegano delle fatture mettendoli in evidenza anche nella causale, ma anche l'informazione nei confronti dello sportello dell'istituto bancario deve essere estremamente preciso, perché solo da quella causale ben precisa, che sono i riferimenti della norma di riferimento, solo da quella causale la banca può effettuare la ritenuta del titolo da conto d'imposta nei confronti del fornitore che riceve il saldo di questa lavorazione. Anche perché voi capite benissimo che l'agevolazione fiscale vale per il criterio di cassa. Finché non ho il bonifico, io non ho potenzialmente in mano nessuna detrazione di imposta. Solo nel momento in cui ho adempiuto all'obbligo del bonifico, diciamo, che va a saldare una fattura che può essere stata emessa nello stesso anno o nell'anno anche precedente, solo in quel momento, se ricado nel periodo di imposta e nel caso specifico che utilizziamo il 2015, ho il diritto alla detrazione. Altra cosa, mi sembra ovvia, che queste fatture in genere presentano 2 aliquote IVA, o il 10 e il 22%, essendo in genere per gli interventi di recupero edilizio una fattura fatta all'ultimo consumatore, e quindi tutto sommato è una fattura che identifica il codice, viene identificata dal destinatario con il codice fiscale. Anche l'IVA rientra nel limite di spesa sul quale applicare la detrazione di imposta, che poi andrà scomputata dal reddito. Allora, questa IVA 10-22% che rientra, no? Anche la banca, quando gli diamo l'ordine, non sa dove fare la ritenuta, cioè la deve fare sull'imponibile e sull'ordine. Uno va in banca e dice: io ho una fattura che vale 122, che devo pagare 122, ma potrebbe valere 110, perché se l'aliquota è 10 potrebbe valere 110, dico: io sto effettuando un pagamento di questa fattura per l'importo di 110. Non c'è nessun problema, perché la circolare ha chiarito, perché in un primo momento qualcuno identificava l'imponibile l'IVA,
che la banca deve fare la ritenuta dell'8% adesso sul valore imponibile detratto in ogni caso il 22%. Quindi l'informazione di dire guarda che una fattura al 10 o al 22% alla banca non si può anche non dare. Si può anche dire alla banca sostanzialmente io devo pagare una fattura di 122 o di 110 a seconda della tipologia dell'intervento soggetto a questa aliquota. La banca, pur non sapendo qual è l'aliquota applicata, prenderà il valore loro, scorporerà sempre in ogni caso il 22% ed effettuerà la ritenuta dell'8% sull'imponibile detratto il 22%. Sono adempimenti magari molto banali? No, semplici. Noi abbiamo cercato di sfruttare quello che diceva il dottor Simonato, e cioè, in poche parole, c'è questo beneficio fiscale, ma questo beneficio fiscale non viene riconosciuto in un'unica soluzione, ma viene riconosciuto in ben 10 anni. Allora, se io devo fare un lavoro sulla mia casa di abitazione, una volta che l'ho finito, l'impresa dovrà essere saldata, ma nel momento in cui deve essere saldata, il beneficio fiscale invece che viene corrisposto in 10 anni, nessuna impresa attende 10 anni che noi praticamente incassiamo dallo Stato i soldini che abbiamo in qualche modo a credito per poter, diciamo, saldare quanto abbiamo fatto. Questo è il primo punto. Secondo punto, abbiamo visto prima il vantaggio di mettere insieme più interventi invece di farne uno solo, perché come avete visto su alcuni c'è il costo che rimane ancora a carico, mettendoli più insieme c'è addirittura un guadagno. E quindi sarebbe anche un peccato non riuscire a completare tutta la gamma degli interventi che ognuno di noi ritiene opportuno per la sua abitazione. A fronte di queste due, diciamo, diverse esigenze, noi abbiamo cercato di prendere quelli che sono i prodotti classici della banca, quindi siamo sull'ambito dei prestiti, e di cambiare alcune caratteristiche specifiche dei prodotti che già la banca, diciamo, ha nel suo catalogo prodotti, per cercare di risolvere questo sfasamento temporale tra un credito quindi che è certo ed è a favore del contribuente, ma anche i suoi tempi di incasso che sono particolarmente lunghi e sostanzialmente certi, però molto probabili. Su questo abbiamo cercato di darà delle condizioni economiche di particolare favore, proprio perché l'intento è quello di mantenere, diciamo, tutto il comparto immobiliare ben mantenuto, nella zona, diciamo, di competenza ovviamente della banca, per cui entrano anche questi comuni, chiaramente noi siamo in tutta la zona circostanza, e soprattutto perché ci sono due profili, sia quello del recupero edilizio sia quello della riqualificazione energetica. Il prodotto che abbiamo inviato è, diciamo, distribuibile, quindi può essere sottoscritto sia dal soggetto privato sia dal soggetto impresa, dopo andiamo più nello specifico per capire quali sono i riservati, ed è finalizzato, come dicevamo prima, ad anticipare il credito fiscale in maniera tale, noi l'abbiamo definita, da raggiungere una neutralità finanziaria per il debitore. In sostanza cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo creato un piano di ammortamento che permette di pagare il capitale quando c'è rimborso da parte dello Stato. Voi, soprattutto faccio l'esempio più semplice per i privati, una volta che presentate il modello 730, poi classicamente nel mese di luglio viene accreditato il credito che è maturato, cioè quanto è stato pagato in più rispetto alle tasse che sono già state ritenute. A quel punto, nel mese di luglio, noi andiamo a concentrare la data del capitale. Vi faccio un esempio che forse è più chiaro. Se prendiamo un capitale di debito di 100.000 euro, la rata di capitale viene divisa in 10.000 euro all'anno, e i 10.000 euro vengono debitati nel mese di luglio, nel momento stesso in cui c'è l'accredito da parte dello Stato. Quindi lo Stato restituisce 10.000 euro perché io ho portato avanti una pratica di fatturazione edilizia di rimborso fiscale. A quel punto i 10.000 euro che entrano dallo Stato vengono a essere utilizzati per il pagamento della rata. Sostanzialmente su 100.000 euro nel primo anno io pagherei delle rate di 200 euro al mese, nei mesi di gennaio, di febbraio, di marzo, di aprile, quindi un importo molto limitato, e nel mese di luglio pagherei 10.200 euro. Però i 10.000 euro che sono accreditati direttamente alla paga, e
quindi sostanzialmente il mio esborso si limita solamente alla quota di interesse che viene maturato. Io ho fatto un esempio su 100.000 euro quando abbiamo sentito che il credito fiscale massimo è più basso, quindi se lo traduciamo ad esempio in 10.000 euro vorrebbe dire che io pago delle rate mensili di 20 euro e poi il mese di luglio pago 1.020 euro, in maniera tale che se siamo preoccupati di, diciamo, dell'impatto che può esserci della rata sul reddito di qualsiasi persona, questo impatto, questo blocco viene sostanzialmente, se non azzerato, fortemente ridotto. Ma come diceva il dottor Simonato, siccome le rate sono costanti, il piano di ammortamento prevede l'abbattimento ogni anno della stessa cifra. Quindi se ho fatto un prestito, facciamo un esempio più semplice, di 10.000 euro, al mese di luglio di ogni anno, quindi 2016, 2017, 2018, 1.000 euro arrivano tramite busta paga, 1.000 euro vengono praticamente abbattuti dal punto di vista del capitale. Quindi i famosi 20 euro che pago il primo anno, dal secondo 18 e 17, perché sapete che mano a mano che vengo borsato il debito, sostanzialmente lo vado a rabbare. Tanto per essere completi, considerate che su un prestito di tassi attuali di 10.000 euro, in 10 anni ci sarebbe un costo di interesse di 1.400 euro. E soprattutto permette di non avere sbilanciamenti finanziari, perché manteniamo questo flusso che entra e che viene tirato contestualmente alla mano. Il prodotto, in base alle norme che sono state emesse nel 2013-2014, della riqualificazione energetica è a favore sia della clientela privata sia delle imprese, mentre il recupero del patrimonio edilizio riguarda solamente il settore, diciamo, della clientela privata. È un mutuo che non richiede sull'ipoteca, quindi si dice tecnicamente chilogrammario, quindi viene erogato senza una garanzia sul bene. L'importo di questa operazione è pari alla detrazione fiscale, quindi vediamo chiaramente di capire quali sono gli interventi, se sono agevolati al 65, al 50%, in maniera tale da andare a definire esattamente il credito d'imposta che viene a maturare. La durata è decennale, abbiamo detto che è pari al credito d'imposta, quindi poi viene rimborsata con 10 rate mensili. Il tasso di interesse è quello relativo all'Euribor tasso variabile, che oggi ha un valore di 10 centesimi, oggi grazie e uno spread di 1,75. Quindi oggi questa operazione ha un costo di interesse nominale del 2,85%, che poi calcolato il capitale che sconto, vi dicevo, va a determinare in 10 anni quei famosi 1.400 euro su 10.000. Le spese di istruttoria abbiamo contenuto al massimo, vi do questi dettagli tecnici, poi chiaramente le filiali della banca sono a disposizione per entrare nel merito di qualsiasi altra operazione, sono state contenute in maniera importante al 100 al massimo di 100 euro e in questo poi c'è l'imposta sostitutiva dello 0,25 al 2% a seconda delle norme di legge, tributo che viene incamerato dalla banca, che sono sostituiti si possono che sanno che è tirato poi alle rate perché c'è diciamo, noi, come vi dicevo prima, vi do anche un dato prettamente tecnico, i tassi nominali non comportano il calcolo delle spese, un'operazione di 100.000 euro durata 113 mesi, cioè calcolata sulla base dei rimborsi, avrebbe il costo totale che si chiama gergalmente TAG del 3,038, quindi il costo finale effettivo dell'operazione da 2,85 nominale va al 3,038. La differenza minimale è perché i costi che vengono inseriti all'interno dei testi sono particolarmente importanti. Questo è il costo complessivo dell'operazione su base decennale. Chiaramente tutti i colleghi che operano nelle filiali sono a vostra disposizione per avere intanto devo fare i complimenti perché mi sembra che siano stati aperti delle funzioni pubbliche dove il pubblico dà una mano a chi può usufruire di questi vantaggi spiegando come funziona. Mi permetto di fare questa piccola parentesi perché essendo in questa veste diciamo di imprenditore che presenta un prodotto che però vorrei più che presentare il prodotto, presentare la tecnologia, e questa è la funzione del mio intervento, dire che oggi manca da parte dei tecnici, da parte delle persone, dei professionisti, che sono quelli che hanno poi contatto con i muratori, gli applicatori
e tutti quelli che fanno i lavori dentro le case la formazione su quelli che possono essere i nuovi materiali. E difatti il fatto che oggi sia qui è proprio per dare questo spunto, perché questa operazione la stiamo facendo anche in giro per l'Italia con le casse edili, la stiamo facendo con l'università, la stiamo facendo con le associazioni di categoria, per dare la possibilità a tutti quanti voi di intervenire suggerendo agli applicatori e a tutti quelli che sono nel settore di offrire al cliente finale un'opportunità in più, che è quella di migliorare il proprio patrimonio ed è quello della casa. In questi anni i dati iniziali che ci sono stati hanno dimostrato la drammatica situazione che c'è nell'ambito dell'edilizia. Chi è nel mondo dell'edilizia sa benissimo che siamo in una catastrofe totale. Perciò oggi cosa si può fare? Si può fare che se tutti quanti messi assieme ci mettiamo nella condizione di far capire che il cliente finale può non spendere soldi per fare interventi, ma risparmiare soldi, come il messaggio di oggi sembra che sia molto chiaro, a quel punto tutti possono essere più incentivati ovviamente a tirare fuori qualche soldino per risparmiare. Ed è proprio questo il concetto di quello che vado io a presentare questa sera. Parlerò di nanotecnologie, non so se qualcuno abbia già sentito parlare di questa parola sicuramente, ma di prodotti forse non se ne sa. Le nanotecnologie oggi stanno entrando di prepotenza nel mercato perché vanno a sostituire i prodotti di vecchia generazione, cioè sono dei materiali completamente ecologici perché sono normalmente contenuti dell'acqua o in dei materiali e permettono di cambiare sostanzialmente la funzione delle materie e delle superfici. Perciò oggi è possibile con un semplice ingrediente pitturare una casa e far sì che quella pittura non sia più solo un concetto estetico, cioè qualche cosa che uno va ad applicare per cambiare il colore o per abbellire o per modificare l'aspetto estetico, ma semplicemente con questo gesto vado a migliorare l'efficienza energetica di quella casa. Ovviamente siamo in Italia e perciò noi che siamo una piccola azienda, sebbene che abbiamo una tecnologia molto evoluta, abbiamo un sacco di difficoltà a far conoscere questi nuovi materiali. Però pensate che in uno Stato forse un po' più grande addirittura dell'Europa come la Cina, questo tipo di tecnologia è stata inserita dal Ministero dei Lavori Pubblici come prodotto per il risparmio energetico. Di cosa stiamo parlando? Allora vi faccio un piccolo esempio, perché quando parliamo di nanotecnologia spesso non si ha l'idea della dimensione. Non vi faccio tutti questi esempi che poi magari chi avrà voglia di andare a vedere sul nostro sito o se si vorrà prendere alla fine via il catalogo magari ci sarà anche tutte le informazioni che servono, però a me piace fare questo esempio. Tutti quanti noi sappiamo che abbiamo i globuli rossi dentro il sangue, no? I globuli rossi pensate che sono 7500 nanometri. Le cose che io vi parlerò adesso sono fra i 18 e i 60 nanometri. Stiamo parlando di una cosa che non si può vedere se non con un microscopio elettronico. Di cosa parliamo? Parliamo di una tecnologia che un po' alla volta arriverà e diventerà normalmente di normale uso per tutti quanti, sono sostanzialmente una pittura che è con all'interno delle microsfere, in questo caso non stiamo parlando di nanotecnologia ma stiamo parlando di microtecnologia. Queste microsfere hanno praticamente delle capacità particolari. Noi che cosa abbiamo fatto? Queste microsfere le abbiamo rivestite di nanoparticelle. Questo che voi vedete, voi pensate che queste microsfere sono tutte quante al di sotto dei 5 micro, perciò all'interno di una pittura acrilica che io normalmente vado ad applicare sul muro, queste microsfere nello spessore di 100 micron, che è normalmente lo spessore che si mette in una pittura, sono una a fianco all'altra e fanno che cosa? Qui abbiamo una presentazione di un muro e normalmente, come si parlava all'inizio, il problema dov'è? Che il muro è la parte dove esce il calore o entra il calore. Perciò oggi ci sono svariate possibilità di intervento, ovviamente più o meno invasive. Nel nostro caso noi non siamo un sostitutore, qualcosa che sostituisce il cappotto o interventi ovviamente di spessore, ma siamo una soluzione in tutti quei casi in cui il cappotto non si può fare o in cui il cappotto magari ha bisogno di un aiuto per migliorare la propria prestazione. E questo materiale come funziona? Sostanzialmente nel momento in cui la luce, il sole colpisce la parete o il calore che noi produciamo per
termosifone, con una stufa, invece di passare attraverso il muro, come oggi normalmente succede, che viene così definita la trasmittanza del muro, viene fatto rimbalzare. Perciò un materiale che in questo momento è questa tecnologia che noi presentiamo, non è un qualche cosa che aumenta perciò lo spessore o aumenta la resistenza del transito del calore fra una parte e l'altra, ma impedisce, facendo rimbalzare praticamente il calore che va all'esterno o che dall'esterno arrivi all'interno. Questo è un concetto fantastico e forse per semplificarlo vi vorrei fare un esempio che magari sta più vicino, perché magari normalmente, ve lo dico, quando parlo di questo materiale parlo per 3 ore consecutive, oggi in un quarto d'ora, scusatemi se sarò molto breve, però cercherò di dare le informazioni possibili per far capire il concetto. Avete presente che oggi si va in montagna, non si va più a sciare con dei giubbotti molto grossi, basta, sono addirittura talmente tanto sottili che uno viene a pensare: ma come fai ad andare a meno 20 gradi? È la tecnologia, no? Tutti siamo d'accordo? Questo meccanismo, questa tecnologia ha più o meno la stessa funzione, cioè fa traspirare il muro, però impedisce il transito facendo riflettere il calore. Allora, un altro concetto molto importante che viene a sapersi, spero che fra di voi ci siano tanti tecnici anche, è che una delle cose più importanti da fare in un muro è quello di levare l'umidità dal muro o levare l'acqua dal muro. Voi pensate che il 10% di umidità all'interno di un muro aumenta del 100% la trasmittanza di quel muro, perciò spesso si sente parlare di capotti, che non è l'unica soluzione, perché se uno ha un muro già di un certo spessore, spesso vale molto di più diminuire o impedire che questo muro assorba acqua piuttosto che magari farci un cappotto, perché alla fine la dispersione del calore è soprattutto nel periodo invernale, e nel periodo invernale è dove ovviamente, soprattutto in certe aree, abbiamo un'umidità molto alta, perciò il muro rimane bagnato, perciò vuol dire che la fonte di calore che noi avremo all'interno di quel muro sarà ovviamente, troverà un'autostrada nel momento in cui va a attraversare il muro, semplicemente perché in quel muro c'è acqua. Infatti uno dei vantaggi enormi che hanno questo tipo di materiali è che una normale pittura acrilica, perciò traspirante, grazie alla nanotecnologia diventi idrorepellente. Perciò uno dei vantaggi principali è quello di non avere la superficie bagnata. Non avere la superficie bagnata, sapete cosa significa? Significa che non c'è condensa, significa che non c'è ristagno d'acqua, e l'acqua è anche, guarda caso, l'alimento maggiore per quanto riguarda i problemi di micetti e di muffe. Perciò questo è un altro vantaggio indiretto che ha questo tipo di tecnologia. Che cosa succede poi? Automaticamente, nel momento in cui il materiale fa rimbalzare il calore, fa sì, pensate che questo prodotto, che poi, ribadisco, abbiamo certificato in Italia, perciò siamo certificati in base alla normativa ISO, la quale attesta che una parete, solo facendo questo tipo di applicazione, abbiamo il 30% di miglioramento dell'efficienza energetica di quella parete. Detto questo, che cosa significa? Stiamo facendo degli interventi anche con l'ATER e anche con le strutture che hanno, diciamo, le case pubbliche, no? Cosa succede? Oggi costa molto fare interventi, perciò non sempre si può arrivare ad avere spese così importanti. In questo caso si tratta di interventi che hanno dei costi in linea con i prodotti esistenti. Sto parlando di ripetture, non di capote. Perciò da questo punto di vista diventa un intervento molto interessante e soprattutto nei condomini diventa una cosa molto facile da fare. I condomini, come è stato anche accennato, voi pensate che in Italia sono il maggior dispendio di energia, sono il maggior consumatore di energia e sono anche quelli che ovviamente buttano via l'energia, perciò sicuramente c'è molto da fare. Questo però, a parte, a me piace parlare del materiale, della tecnologia, perché nella rivoluzione, come c'è stata in ogni rivoluzione industriale, in questo momento siamo di nuovo di fronte a una rivoluzione dal punto di vista delle funzioni, perché se oggi noi andiamo a incentivare il cliente finale a fare piccole modifiche con i contributi che lo Stato dà e dicendo, quello che manca, e non voglio essere polemico, quello che manca è proprio l'informazione. Con questa informazione si arriva a far sì che le persone facciano dei cambiamenti. E come esempio con la cassa edile che stiamo lavorando,
Quello che serve è che ci siano delle persone che dicano agli applicatori che cosa fare, come poter fare le cose.